più autonomia a Belluno, ma nella regione Veneto. Così il presidente Luca Zaia intende rilanciare il bellunese, provincia sempre più vecchia, senza ricambio generazionale e piegata dalla crisi economica. La soluzione per molti è l'autonomia, una tesi sostenuta anche da Zaia. Hanno ragione i bellunesi anche perché si trovano in una condizione di assoluto imbarazzo. È una realtà schiacciata tra la regione Friuli, che ha statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, che comunque creano un'area nella quale c'è una concorrenza sleale, in alcuni casi anche indecorosa. Ma autonomia non vuol dire fuggire dal Veneto. Affidata la specificità a Belluno, bisogna puntare su nuove competenze e risorse per il territorio. Dare carburante a questa provincia, dare più autonomia e più specificità e fare in modo che non nasca una guerra tra poveri che non paga nessuno. Autonomia e specificità, ma niente guerre. Una risposta indiretta ma precisa al neonato BARD, movimento che punta alla nascita di una regione dolomitica con province autonome. A proposito di provincia, la regione non potrà salvare il bilancio di Palazzo Piloni in deficit da tempo causa tagli statali. Anche le casse regionali piangono e, per ora, non si può intervenire. Siamo in una fase di totale apertura di discussione del bilancio. Ricordo che noi lo abbiamo presentato e sarà oggetto di votazione. E guardiamo con attenzione anche i bilanci nei diversi territori e condividiamo questa sfida. L'abbiamo condivisa con il patto di stabilità verticale per le nostre comunità, per i nostri comuni del Veneto, stanziando 80 milioni di euro. La guardiamo ancora rispetto alle finanziarie nazionali che comunque stanno letteralmente stritolando i nostri territori.